Allora, rispetto a quanto ha già detto Rosanna, poi magari se ci sono domande che è opportuno voi facciate, naturalmente risponderemo. Significativo, diceva Rosanna, giustamente i 581 comuni coinvolti, non possiamo esimerci dal dire che viviamo in questo territorio una fase drammatica non solo per l'occupazione, non solo per quanto riguarda le condizioni di difficoltà obiettive, insomma, in cui vive la gente, per una carenza di sociale che via via si manifesta sempre più evidente, ma anche per le ragioni che sappiamo. Il patto di stabilità in questo Paese è stato coniugato in modo, vorrei dire, estremamente soggettivo e certamente centralistico, tale per cui oggi ci troviamo con una enorme difficoltà nei comuni. Le ragioni per cui l'attenzione va quindi ai 581 comuni, in realtà alle 581 comunità, che naturalmente sono quelle alle quali e sulle quali ricade il grave deficit di bilancio che vivono oggi appunto le autonomie locali. Quello che vogliamo fare attraverso questa campagna elettorale è parlare con chiarezza alla gente. La disperazione che si respira nei territori del Veneto, dobbiamo parlare di disperazione, guardate, deve trovare un interlocutore non solo capace di dare speranza all'interno della realtà del Partito Democratico, ma deve trovare un interlocutore capace di offrire una speranza concreta che si traduca in iniziative e progetti chiari. Questo è il nostro compito, a partire da quei 10 punti che appunto a giorni verranno esplicitati e quindi esposti, diciamo, all'attenzione di tutti noi cittadini di questa regione, ma anche, guardate, oltre alle iniziative di cui vi ha parlato Rosanna, con iniziative specifiche che andremo a fare nei vari territori con gli interlocutori di settori dell'economia di questi territori. Il primo, che è già fissato e quindi vi do già l'informazione, è un incontro che faremo il 26 di questo mese a Chioggia con un settore che per questa regione è fondamentale, il settore del turismo. Voglio ricordarlo, l'11% di addetti, una realtà ulteriormente potenziabile con iniziative che appunto abbiamo intenzione di portare avanti a livello nazionale. Continueremo, stiamo cercando di oltretutto portare qui in questo territorio un'esperienza analoga a quella che potrebbe diventare l'esperienza di un Veneto che ritrova la speranza appunto e può risorgere anche grazie alla forte iniziativa, diciamo, che veda insieme una sinergia politica con gli elementi, diciamo, i settori dell'economia vitale, quindi soprattutto la piccola e media impresa. Stiamo cercando di portare qui una figura molto importante dei vari land della Germania, da cui si possa desumere come, per esempio, in quell'ambito lavorare insieme con i settori del mondo del privato e con il mondo del pubblico possa essere una delle soluzioni per uscire da questa crisi e risolvere il problema gravissimo dell'occupazione. Quindi le iniziative che andremo a fare da qui, da oggi al 24 di febbraio, saranno tutte iniziative che avranno come leitmotiv la risoluzione, le ricette in qualche modo, multiple ricette, non univoche evidentemente, ma multiple, per la risoluzione di un problema rilevante, che è quello di credibilità per la politica, quindi una politica che si faccia strumento, rendendo concreto appunto un lavoro a vantaggio di questo territorio, e una politica che sappia parlare indifferentemente a chiunque, chi soffre e chi produce, per ricreare quel clima di serenità appunto e di speranza di cui vi è fondamentale importanza, perché vedete, senza questo nulla rinasce. Noi lo possiamo dire oggi: se non c'è non solo credibilità internazionale, quella viene dopo, se non c'è credibilità interna, questo Paese non potrà ritrovare la strada appunto diciamo della riscossa, del benessere, che non è solo materiale, è anche morale in molti casi, no? È anche un benestare tra di noi, ed è appunto riacquistare credibilità. Ecco, il nostro lavoro sarà tutto fondato a questo e sarà tutto
in relazione proprio al ricreare quella fiducia nei confronti di chi svolge il ruolo di pubblico amministratore, di politico, di rappresentante all'interno delle istituzioni e nei parlamenti, al fine proprio di ritrovare un messaggio univoco, ritrovare insieme una condivisione di intenti che ci permetta di risollevarci da questo stato appunto di forte declino. Quindi da qui in avanti snoccioleremo via via che ce ne abbiamo le ulteriori date in cui incontreremo questi pezzi di società e in cui porteremo qui le esperienze più positive che possiamo utilmente, io credo, no? Clonare in qualche modo, declinandole certamente al Veneto, ma che possono essere utili per capire insomma che i percorsi sono chiari e la speranza può diventare semplicemente concretezza. Grazie.